Il percorso di Garanzia Giovani, questo progetto in Veneto sta realizzando 22.600 persone che hanno attivato un patto di servizio, cioè un giovane che si è messo a disposizione. Questi sono i numeri del progetto Garanzia Giovani in Veneto, una possibilità concreta di avvicinamento al mondo del lavoro offerta a migliaia di ragazzi che si trovano in un limbo, non studiano né hanno un'occupazione. Oggi, mentre noi parliamo, sono quasi 9.000 i tirocini attivati. Molti di questi ragazzi hanno già fatto un'esperienza di lavoro. La ripresa a livello nazionale sta aiutando, ma la locomotiva nord-est sta facendo ancora una volta la sua parte. Secondo la Donazzana lo testimoniano i numeri sulla disoccupazione, in particolar modo quella dei più giovani. Il risultato è che qui la disoccupazione giovanile è 1,5 punti percentuale inferiore di quanto sarebbe senza la formazione professionale e senza questi percorsi di inserimento. Un modello veneto esportabile, dice la Donazzan, anche se Renzi ha espresso perplessità su questa proposta, parlando di un tessuto imprenditoriale locale che nessun'altra regione ha. Questo è un modello di governo che ha visto investire risorse pubbliche con la priorità per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e non solo per fare istruzione o formazione. Ecco che forse Renzi non conosce bene il Veneto, qualche visita in più in questa nostra regione gli farà bene.